come si può dire, avvicinamenti alle ragazze eccetera, ed era un ballo quasi un po' rituale perché si ripeteva per ore, perché aveva una continuità che gli anziani dicono che durava anche 8 ore. Io Giorgio, ma vedi? Un ballo campidanese, un ballo vesau che sarebbe l'equivalente come ritmicità del suballitto, e vi salutiamo ringraziando tutti quelli che sono qui presenti, gli organizzatori di questa festa che ci hanno tenuto in considerazione, che ci hanno voluto invitare a questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti, speriamo di accontentarvi. Bravo!